Esercizi per voce e violoncello sulle parole di Dante Alighieri della Divina Commedia è un lavoro che ha come obiettivo il processo di lavoro. Ogni volta che mettiamo di fronte al pubblico il nostro processo di lavoro, cioè unire la voce della laringe e la voce del violoncello, tutte le volte che produciamo un canto lo esponiamo al pubblico e questi canti cambiano ogni volta. Tutto questo con la sfida appunto di un testo come quello di Dante che, come tante volte ha detto Chiara, non si può alterare, non si può modificare. Tutto quello che c'è di suono, oltre al suono che già è insito nelle parole di Dante, è un ricamo. È un esercizio, forse questo è interessante da rivolgere ai giovani per appunto invitarli ad a un modus operandi che non ha come preoccupazione quella di ottenere subito tutto, ma di trovare gradualmente quella forma che sfugge sempre alla sua realizzazione.